Premesso che la sede di a Spilimbergo è presente il noto impianto di termovalorizzazione di Ecomistral SRL, società specializzata nel recupero energetico di rifiuti speciali e rifiuti liquidi e liquido-pastosi, a buon potere calorico, vista l'interrogazione a risposta immediata numero 827, già presentata lo scorso 28 marzo, tenuto conto della risposta dell'assessore che ha confermato che ci sia l'intenzione di ripresentare una richiesta di autorizzazione per un impianto più all'avanguardia che tratti le frazioni di combustibile solido secondario, considerata l'esigenza di trovare impianti per il suo trattamento, considerato anche che la prospettiva attuale risulterebbe quella di lasciare il vecchio impianto da smantellare, scaricando sul territorio le criticità, senza alcun beneficio per i cittadini in un'area che presenta già numerose fonti di emissioni inquinanti, al di là degli studi di parte presentati dalla stessa azienda che intende realizzare l'inceneritore entro il 2028. Tutto ciò premesso, si chiede all'amministrazione regionale, visto anche il dibattito di questi giorni, come intende o se intende intervenire in modo da non lasciare questi impianti in mano ai privati, perché lei sa meglio di me che il privato ha una logica di business, mentre il pubblico ha una logica di servizio. Grazie Presidente. Grazie consigliere Capozzella. La parola all'assessore Scoccimarro. Prego. Vorrei tranquillizzare. Scoccimarro, Sì. un attimo che ti accendono. No, hanno acceso questo qua, questo di Pizzimenti, usa quello, forse quello è rotto. In agosto avremo le nuove amplificazioni durante la pausa, hanno promesso. Le 4.0. Speriamo. Benissimo, grazie Presidente. Rassicuro il consigliere Capozzella rispetto alla sua ultima frase, ritengo corretto che il pubblico gestisca questi asset strategici di servizi ai cittadini. Quindi, come ha ricordato lui, a Spilimbergo abbiamo un impianto gestito dall'Ecomistral, la quale dovrà presentare un'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale che, una volta rilasciata, avrà una durata minima di 10 anni sul vecchio impianto. In base alla convenzione in essere, lo stesso impianto dovrà essere consegnato perfettamente funzionante al Comune di Spilimbergo nel corso del 2028 o entro il 2028. Quindi in quella data, tra 5 anni, avremo un impianto autorizzato e funzionante di cui il Comune potrà disporre e decidere cosa fare. Fuori, fra le righe dico che non sembra entusiasta di doverlo gestire, però 5 anni sono lunghi. Per questo motivo sono già state avviate delle interlocuzioni con il Comune per capire quale sia il suo miglior destino, in tutta la luce del fatto che la stessa società che oggi lo ha in gestione molto probabilmente vorrebbe presentare, ma non l'ha ancora fatto, un'istanza per un nuovo impianto che dovrebbe sorgere nell'area vicina. Questo è desiderata della società. Quanto agli impianti per trattare CSS, l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti prevede che siano preferibilmente i gestori pubblici del ciclo integrato a realizzarli, quindi su questo mi vede d'accordo. O comunque trovare il partner privato più idoneo per non lasciarli appunto soltanto ai privati nella completa gestione. Un tassello, come ho detto in premessa, così importante nella chiusura del ciclo e per il servizio ai cittadini. Grazie. Grazie. Capozzella. Assolutamente soddisfatto, Presidente, grazie all'assessore e soprattutto perché condividiamo la vision che per questo tipo di impianti, come ha detto lei, asset strategici, il pubblico non possa delegare o derogare. Ovviamente, visto anche il contenuto della sua risposta, nel senso che l'istanza vera e propria da parte di Ecomistral per un nuovo impianto non è ancora stata presentata, quindi voglio dire, questo qui evidentemente è un episodio, è a puntate, no? Queste interrogazioni vanno a puntate, quindi ne riparleremo quando e se questo avverrà. Aggiungo un'ultima postilla che effettivamente
Mi ritrovo spesso e anche volentieri a interrogarla sul tema Spilimbergo / inceneritore, anche perché cerco in qualche modo di sopperire a quello che è a tutti gli effetti, ripreso tra l'altro anche oggi dalla stampa, un vero e proprio silenzio assordante da parte dell'amministrazione comunale di Spilimbergo che, se non ricordo male, dovrebbe avere affinità politica con lei, Assessore. Grazie Presidente, grazie Assessore.